Ore 20 di giovedì 9 maggio al Futura Calcio Sales di Selargius, ottavo di finale del torneo interaziendale Maracanã di calcio a 7 organizzato dall'MSP Sardegna, nel quale si affrontano Agida Soccer, che veste un completo bianco, e CTM su Stampo, che indossa una maglia rosa. In caso di parità, dopo i tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Roberto Ibba dell'MSP Sardegna. Buona visione.
con Stefano Zucca del CTM. Sì, Ottavo di finale, i CTM su Stampu contro Algida Socer, la squadra che ha vinto il trofeo Brai, che è stata prima in classifica anche nel girone A nel 2018, quindi la squadra che più di tutti ha fatto bene quest'anno. Ebbene, siete riusciti a batterla, un 4-2 tanto clamoroso quanto meritato. sì, allora sapevamo che questa era la squadra più forte, se non più forte, comunque una delle più forti, perché comunque come abbiamo appena detto erano Una delle favorite. una delle favorite, esatto. Quindi abbiamo dovuto giocare di squadra con molta fatica perché si è visto, fortunatamente oggi avevamo tutti i cambi, quindi eravamo al completo e siamo riusciti di squadra a battere una squadra molto forte. Sì, in realtà noi l'avevamo detto, se il CTM scende con i tre davanti che non solo sono molto veloci e pericolosi, ma pressano e non fanno giocare i difensori avversari, effettivamente diventa pericolosa e quindi è una mini vagante. Mi sono sbagliato, il risultato era 4-3 perché loro nell'ultimo minuto hanno anche segnato il 4-3, però ormai il tempo era terminato. Ora dovrete affrontare nei quarti di finale le vincenti di ADEV e GSA. Le avete già incontrate quest'anno? Sì, adesso non ricordo i nomi, però sicuramente sì, le abbiamo incontrate. Io non so perché qualcuno l'ho saltata, però sicuramente i miei compagni sì. E come oggi sarà una partita difficile, ma ce la metteremo tutta, sicuramente ce la faremo. Qual è la vostra forza? Su che cosa puntate? Ho visto che vi siete impostati sulla vostra metà campo e siete siete andati in ripartenza perché sapete di essere veloci, poi siete anche bravi nel controllo palla ripartendo a grande velocità, quindi quella è la vostra tattica più pericolosa, diciamo. Esatto, è proprio questa, perché abbiamo comunque giocatori molto tecnici come Giacomo Chiesa, come Stefano Sidinava, Tu stesso? io stesso, quindi puntiamo proprio su quello, magari rimaniamo un po' chiusi dietro per evitare di prendere gol e poi in velocità ripartiamo e cerchiamo di far male all'avversario. Ok, perfetto, io ti faccio i complimenti, io ti ho intervistato perché sei stato scelto best player da Marco e ti faccio l'in bocca al lupo per il proseguo del torneo, bravissimi. Il signor Roberto Iba dell'MSP Sardegna, buona visione. Non mi fai ridere, sono professionale al massimo. Ore 20 di giovedì 9 maggio al Futura Calcio Sales di Selargius, ottavo di finale del torneo. Cosa c'è? Ti cavo il logo per far vedere il microfono. Ma non mi sta.